così una busta, non usa niente. Grazie. Che ho Perché inviata. sei vero? No, neanche polvere da sparo. Questa pianificazione e riorganizzazione delle USL noi la faremo insieme ai medici, agli operatori sanitari, ai professionisti della sanità, prevedendo un USL ogni provincia. Non possiamo pensare di migliorare la nostra sanità escludendo chi si occupa dei malati ogni giorno. Aspettiamo il pronto soccorso, aspettiamo le visite. Non so un domani che verranno ridotte se un sistema organizzativo possa sopperire a questa cosa. Allora, le lunghe liste d'attesa sono determinate da questo: grandi carrozzoni su cui si è investito e si è investito invece poco in servizi di prossimità. Riducendo quella spesa del carrozzone mi consente di realizzare vicino al territorio degli ambulatori grandi dove più medici si mettono insieme e offrono 24 ore al giorno quel servizio al cittadino. Per un discorso di dipendenti che costano il doppio. Io aggiungo altri 6.000 euro in un anno, quindi alla fine tu in 3 anni hai 30.000 euro di sgravio fiscale. Prego. Non vogliamo cambiare il Veneto, vogliamo migliorarlo il Veneto. Noi lo cambiamo migliorandolo, va bene? Ok. Bravissima. Grazie. Arrivederci. Non sapeva niente lui del Mose? Sì, infatti, esatto. Ecco. È stato un po' distratto, vero? Lei dovrebbe farci vedere più di persona. Ciao. È stupenda. Ma è possibile che un'azienda in Svizzera la apro in un mese e qua ci metto 3 anni? La burocrazia pesa sulla Regione Veneto per 6 miliardi di euro l'anno. Zaia, per com'è, si può solo che mandarlo a casa. Ecco, benissimo, e noi lavoreremo per questo. Soprattutto l'ospedale, io volevo sapere soprattutto l'ospedale di Pieve di Sacco. Che va garantito, che va tutelato, ma scherzi. È una candidata di sostanza, è un volto nuovo con l'esperienza, è quello di cui il Veneto ha bisogno. Di tagliare le USL da 21 a 8, noi risparmieremo 50 milioni di euro che si riverseranno sul territorio. Il Veneto è ancora il Veneto da un punto di vista produttivo, dell'esportazione, del sociale, del mondo del volontariato, nonostante la politica. I veneti non sarebbero secondi a nessuno, perché noi eccelliamo in tutti i settori. Dalle scarpe, voglio dire, ai formaggi, al radicchio, al prosecco, al vino.